La voce trema ancora tra i residenti fatti evacuare dai vigili del fuoco in piena notte. La coltre di fumo denso che avvolge le scale, la paura che le fiamme si diffondano ancora. Gli uomini dei soccorsi li hanno dotati di mascherine ad aria ed aiutati uno ad uscire. Il tutto innescato da un incendio al piano terra che ha coinvolto il garage e l'abitazione adiacente al vano. Provvidenziale il fatto che un condomino si sia accorto e subito si sia attaccato ai campanelli per dare l'allarme, scongiurando esiti fatali. Fumo ovunque nella palazzina di via San Lucano a Belluno, in cui abita anche l'assessore Pellegrini, che ci racconta la notte d'inferno. Io ero qui, dormivo, ovviamente erano le 2 di notte e a un certo punto ho sentito qualche campanello che suonava, ma io ho subito guardato fuori dallo spioncino e c'era un fumo terribile nell'androne delle scale. 12 le persone fatte evacuare. La famiglia al terzo piano ha fatto fatica a scendere, li hanno accompagnati uno a uno alla volta, c'era anche un bambino, è stato un po' impressionante. Per 3 persone si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso per i controlli, in seguito al fumo inalato, tra loro una donna incinta. La famiglia nella cui appartamento si è sviluppato l'incendio, perché insomma hanno subito di più il fumo che ha invaso la casa e loro verosimilmente hanno anche tentato di fare qualcosa, insomma, quindi hanno respirato più fumo, tra l'altro. Il comune si è immediatamente attivato per l'accoglienza degli sfollati che sono stati trasportati e ospitati temporaneamente in una struttura ricettiva. Una volta fatte queste verifiche, se ovviamente la situazione è tollerabile dal punto di vista dell'odore, sapete che quando ci sono gli incendi si sprigiona poi dopo un odore terribile che rimane per parecchio tempo, ecco, se l'odore è sopportabile e se le verifiche danno esito positivo, queste persone già stasera potrebbero rientrare in abitazione. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, in corso le verifiche anche all'impianto elettrico.